Amava talmente tanto le donne che non riusciva a sceglierne una sola. Così una notte decise di diventare poligamo. Geniale, geniale! Così prese in moglie l'amorevole e devota Annunziata, ma anche la spumeggiante e caliente Dolores, la benestante e affascinante Aida, la premurosa e riservata Yasmina, la servizievole e ricca d'animo Cenerentola, la colorata e ribelle Courtney, l'elegante e misteriosa Venerdì, l'inimitabile e sempre sorridente Conci, la timidissima ma anche forte Stefana e infine Caterina, la più passionale. Pieno di gioia nel cuore, decise di godersi i lati migliori delle sue spose in un unico nido d'amore. Circondato da attenzioni di ogni tipo, cos'altro lo avrebbe potuto rendere ancor più felice se non dei magnifici, bellissimi bambini? Nonostante avesse tutto quello che un uomo può desiderare, tuttavia egli non era soddisfatto. Perché la carne è debole. Perché la carne è tanta. Perché la carne è musicale. Perché la carne è carne ed è meglio se è fresca. Ed è meglio se è pulita. Perché la carne riesce a risvegliare la bestia che è in ogni uomo. Perché la carne crea dipendenza. Dove sei stato? A comprare le sigarette. Davide di Rosolini in una nuova peccaminosa avventura. Nei palchi di tutta Italia e oltre. Traditur.